Cari lettori del quotidiano Le Piave, oggi con questa giornata di pioggia ci è venuta voglia di pattinare e per toglierci questo sfizio, dove se non a San Vendemiano? Però prima di cominciare, un buon brulè. Cin cin e viva la Proloco di San Vendemiano! Sembra di essere a Cortina, ma siamo a San Vendemiano. Sì, è una bellissima atmosfera che ci porta verso le festività natalizie, crea comunità e voglia di stare insieme, una serie di spettacoli, di opportunità per tutte le età. Quindi sicuramente ci fa piacere che la nostra comunità si apra al territorio con una proposta originale partita tanti anni fa con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la prima pista, che accoglie persone non soltanto di Treviso ma anche delle altre province. Assessore Zago, ma lei con i pattini come se la cava? Beh, diciamo innanzitutto buongiorno a tutti, con i pattini non sono proprio un campione ma in qualche modo mi destreggio in pista, per cui andiamo avanti così. Assessore, se dico Ice Team? Se dico Ice Team mi batte forte il cuore perché ci sono stato presidente per quasi 3 anni, è un'associazione nuova nata nel 2016 di San Vendemiano che coinvolge una società unica di pattinaggio artistico ed hockey, tant'è che oggi avevamo l'Under 11 in trasferta a Pieve di Cadore e hanno fatto anche una bellissima figura. Per cui è una società sportiva nuova che coinvolge San Vendemiano e abbiamo dei ragazzi che sono splendidi. Marzia, una società di ghiaccio qui a San Vendemiano, è un po' una rarità nel nostro territorio. È l'unica società qui della provincia di Treviso e siamo orgogliosi, molto orgogliosi di questa, di poter portare avanti una cosa in cui crediamo tantissimo. Quindi grazie anche al Comune di San Vendemiano che ci permette questo. Quanti siete in tutti tra praticanti e un po' così dirigenti e responsabili? La stagione è partita benissimo, siamo già in 140 di iscritti, quindi tra hockey e pattinaggio artistico. Abbiamo iniziato il campionato in promozione, adesso inizieremo con le prime gare intersociali interregionali in tutto il Veneto, quindi bene direi. La patria del pattinaggio è la Russia e la maestra di base non può che essere russa. Beh, direi corretto, sì, giusto, perché no? Come si lavora con i ragazzini? Con tanta passione, tanto cuore, altrimenti non ne vale la pena. Perché se in qualsiasi cosa, se ci si mette il cuore, vengono fuori delle cose stupende, delle cose bellissime. E per chi non ha il coraggio di mettere dei pattini, c'è sempre una soluzione B.